Campionato splendido questo del giocatore spagnolo, mentre sta attaccando Iturbe, il sinistro di Iturbe, la respinta di Neto e poi arriva 1-1, ha pareggiato subito il Verona, subito il Verona con Romulo, 1-1, il gol dell'ex, non vuole festeggiarlo Romulo, è lui che ha segnato sul tiro di Iturbe, respinto alla meglio, è arrivato Romulo ed è 1-1 al sesto del primo tempo, il pareggio di Romulo. Ma sulla destra dove è partito sicuramente per Iturbe, scivola in questo momento il Vargas e poi il tiro non trattenuto da Neto, non ci va nessuno dei propri difensori, porca Valero, si fa sorprendere da Romulo che ha seguito, ha iniziato l'azione, va a seguirla, molto bella, la respinta è troppo centrale per in questo caso per Neto e Romulo di prima intenzione, tenendo bassa la palla di controbalzo, pareggia. Che partita, che inizio Massimo. Fuochi d'artificio tra Fiorentina e Verona, 2 gol in 2 minuti, neanche il tempo di mettere il pallone al centro che Iturbe è andato a puntare la porta della Fiorentina e sulla respinta di Neto è arrivato Romulo per il gol dell'ex. È andato a giocare sull'esterno verso Cacciatore, pressato da Quadrado che a scanso di equivoci ha voluto chiarire che è in ottime condizioni, è rientrato bene Quadrado sul terreno di gioco dopo l'infortunio. Agostini, il lancio dell'ex Viola a cercare Luca Toni, la mette giù Toni, va a cercare Iturbe col sinistro, Iturbe! Gran gol di Iturbe, capolavoro e 2-1 Verona, siamo solo al 13esimo ma i fuochi artificiali sono qui a Franchi, gran gol di Iturbe e siamo 2-1 per il Verona, terzo gol in campionato per il Messi Guaraní, come lo chiamavano a Buenos Aires e non avevano tutti i torti. 2 tiri in porta, 2 gol, prima anzi 3 con la respinta, sempre Iturbe che sfrutta sempre questa tenuta di palla di Toni centralmente, aspetta lo scarico sulla destra, Vargas è sempre molto in ritardo, come si vede non esce mai, deve uscire in questo caso ad entrare Quadrato, lui ha tempo di stoppare, di guardare, non un tiro formidabile da quella posizione. Neto sembra non molto preciso anche in questa parata perché era abbastanza sul suo palo, è fortissimo il tiro ma un po' in ritardo, ma questo giocatore ha dei grandi numeri, ma che partita, lo può tornare a ripetere, incredibile. Il primo tiro più centrale era riuscito in qualche modo a metterci la mano Neto, anche se sul rinvio aveva fatto gol Romulo. Adesso Iturbe ha veramente centrato l'angolino e niente da fare per Neto. Verona avanti dopo 13 minuti, 2-1, il terzo gol in campionato di Iturbe. Chissà se galvanizzato dalla presenza di Battistuta in tribuna, ma comunque ci ha abituato. La insegue Toni, lotta con Tomovic, palla buona per Iturbe, Toni, respinta dal portiere, poi Jorginho, 4-3, partita riaperta, il Verona è tornato sotto con il gol di Jorginho, aveva fatto un capolavoro sul primo tiro di Toni, Neto, ma non ha potuto nulla su Jorginho, che si conferma bomber del Verona, 6 gol, Jorginho rimette in corsa il Verona. Qui con forza Toni, il primo Iturbe che fa una grandissima vita di tirare e qui magari evita Savic con Neto, ma poi Jorginho, vedi, lo calcola con la precisione, con l'interno piede, giocatore di grande avvenire, Jorginho. Il primo controllo è perfetto per poter calciare sul primo palo imparabile, partita riaperta, grandissima gara di 2 squadre veramente che stanno onorando il gioco del calcio. Quadrado se ne va da solo, palla buona per Rossi, ce l'ha sul destro, prova a metterla dentro Rossi, alla fine il rinvio di Cacciatore.